immigrazione, guerra in Ucraina e ambiente. Questi i temi principali dell'incontro tra Mattarella e Steinmeier. Per il bilaterale tra i due capi di Stato è stata scelta la Sicilia, la prima tappa Siracusa. Che è la punta sul mare del castello. Ortigia super blindata, senza auto, nella sala ipostila del Castello Magnace l'incontro tra le delegazioni italiana e tedesca. Poi nel pomeriggio al Teatro Comunale la consegna del premio dei presidenti. A riceverlo alcuni sindaci dei due paesi che hanno valorizzato i gemellaggi. Oggi, mentre l'Unione è a confronto con nuove e complesse sfide, Germania e Italia, anche attraverso l'azione congiunta dei nostri comuni, potranno contribuire a rafforzare gli intenti utili a raggiungere le soluzioni migliori per superare gli ostacoli. Gli studenti del liceo Gargallo con la loro musica hanno allietato la cerimonia. Usciti dal teatro, un giro per le vie dell'isola, monumenti, palazzi e barocco hanno colpito anche il capo dello Stato tedesco. Il loro ingresso in cattedrale ed una preghiera alla patrona della città, Santa Lucia. Poi tutti al Teatro Greco per lo spettacolo Ulisse l'ultima Odissea, che in estate ha registrato un grande successo. E domani sarà la volta di Piazza Armerina, la Villa del Casale ed un centro di accoglienza, i luoghi che visiteranno i due presidenti. Contratti bloccati, il lavoro che non c'è, un precariato a 1000, lo sfruttamento, soprattutto in questa terra. E per loro la risposta qual è? Togliere il reddito di cittadinanza! La prima vera protesta a favore del reddito di cittadinanza a Messina è stata per pochi intimi, una trentina di persone, forse qualcosa in più, ma visto il tema sentito ci si attendeva più partecipazione, tanto che il dispiegamento delle forze dell'ordine era di numero quasi pari ai manifestanti. A Messina il messaggio di interruzione del beneficio è arrivato a circa 3.000 persone in un territorio in cui il tasso di disoccupazione è altissimo. Il 35% degli occupati sono in Sicilia, a differenza della Lombardia che ha il 70% degli occupati. Questa è una città disoccupata e una città estremamente povera. Noi siamo qui ovviamente in difesa, io sono un lavoratore, difendere questa misura perché penso che sia una misura di dignità e una misura per la sopravvivenza di tante persone. Ho la fibromialgia, come faccio io a lavorare? Il governo lo sa che cosa vuole dire la fibromialgia? L'ha riconosciuta come malattia ma non invalidante. Io gliela darei a loro e allora diventerebbe invalidante. Davanti alla sede dell'INPS, sindacati di base, attivisti ed ex percettori si sono riuniti per dire no alla revoca del reddito ed annunciano una nuova iniziativa il 30 settembre, ma c'era anche chi sottolineava la propria esperienza positiva grazie proprio al percorso di ricollocazione previsto. Ma io grazie al reddito mi è cambiata la vita perché ho dovuto fare delle domandine che prima non potevo farle perché dovevo andare a lavorare per 30 euro al giorno, 20 euro al giorno, lavoravo 16 ore, 18 ore al giorno. La città del futuro a Catania, il nodo della viabilità, ferita aperta da sempre, fra le priorità di questa amministrazione. Più aree pedonali, metropolitana e passante ferroviario, voci diverse dello stesso sistema intermodale che punta a una maggiore sostenibilità. Non c'è tempo da perdere, il progetto di fattibilità tecnica è stato stilato e il finanziamento di 900 milioni si avvicina. Lo annuncia il vice sindaco con la delega alla viabilità e all'urbanistica Paolo La Greca. Buongiorno Sicilia. Dopo Piazza Mazzini, finalmente area pedonale, si pensa ad un'altra piazza del centro storico. Castellursino è un'altra di queste operazioni che vengono da lontano sulle quali stiamo lavorando. Migliorare il rapporto della città col mare, prevista l'eliminazione di un tratto degli archi della Marina per realizzare una pista ciclabile, altro step che prevede il passante ferroviario. In assenza di questo piccolo spinotto che appunto va da Piazza Europa ad Aquicella, di fatto questa linea è inesistente. Devo essere molto chiaro su questo. I treni attuali che potranno passare l'alta capacità sulla parte da Messina a Catania e poi da Dittaino a Palermo non passano nella galleria attuale del Castellursino. Per cui voi immaginate che cosa significherebbe? Significherebbe fare una linea che non funzioni. Sarà interrato, da Piazza Europa il treno non sale più come fa adesso, la stazione centrale esistente avrà il treno con un piano del ferro più basso. Altre novità riguardano il potenziamento della rete metropolitana con una stazione a Piazza Duomo.
L'idea è proprio vicino Piazza Villa Pacini, quindi di fatto attraversando Villa Pacini si entra da Porto Zecco. Altra criticità resta per la rete di bus urbani che per carenza di personale non sono tutti su strada, creando ritardi e disagi per gli utenti. Fischietto in bocca, bandiera in mano ed un carico di pensieri addosso per far quadrare bilanci familiari, ammesso che una famiglia possa andare avanti con 120 euro al mese. Sì, 120 euro al mese, frutto di un contratto da 20 ore al mese che impegna, si fa per dire, i lavoratori Dusman nei servizi di pulimento, di reception e di assistenza didattica dell'Università di Catania. Chiedono a gran voce un adeguamento contrattuale almeno di altre 15 ore e per questo avevano avuto qualche rassicurazione dal direttore Giovanni Lavia, che nei giorni scorsi però si è dimesso. Il mio stipendio base è di 120 euro e per prendere 1000 euro al mese faccio 4 lavori per portarmi a mangiare a casa. Lavoratori e sindacati sono sul piede di guerra, cercano un nuovo interlocutore per proseguire una trattativa che si trascina da quasi 2 anni. Il futuro, in base a quello che abbiamo passato, non lo vedo così positivo, anzi, oggi è un atto dimostrativo. Quest'atto dimostrativo è per fare capire all'Ateneo e a tutti i funzionari dell'università che non stiamo scherzando. Se non abbiamo un'interlocuzione diretta, saremo costretti a fare quelle forme di lotta che poi sono nel nostro DNA, che possono essere scioperi o altro. L'obiettivo è di arrivare almeno al minimo contrattuale. Queste paghe sono veramente esigue ed è veramente mortificante che un lavoratore faccia una dichiarazione del genere. Siamo qui appunto per dare dignità al lavoro, ai lavoratori e alle famiglie. Domani alle 9 una delegazione di lavoratori e di sindacati hanno chiesto ed ottenuto un colloquio con il dimissionario Lavia. Legata stretta con una corda attorno al tronco dell'ultimo albero rimasto in questa aiuola, davanti all'ingresso del plesso Settebello Nord del Circolo Didattico Statale Teresa di Calcutta di Tre Mestieri Etneo, comune alle porte di Catania. Questa mamma, che porta già nel nome Gea il suo spirito ambientalista, non si muoverà fin quando non saprà perché il comune ha deciso di abbattere degli alberi secolari senza esporre un'ordinanza. Siamo arrivati qui, abbiamo trovato già 2 alberi, 2 pini molto grandi, anche un simbolo insomma di questo quartiere, completamente abbattuti. Era rimasto questo e quindi io ho deciso che lo dovevo salvare. Indignata anche Legambiente, che interviene con una nota per chiedere altrettante spiegazioni. Momenti di tensione si sono vissuti questa mattina tra gli operai della ditta, le mamme e l'assessore alla protezione civile del comune di Tre Mestieri, che prova a calmare gli animi. Gli alberi che in questo momento creano pericolo sia per quanto riguarda la viabilità, la sicurezza dei bambini, il defluire delle acque piovane che qui quando chiaramente c'è maltempo, loro lo sanno, non si può nemmeno passare, per cui per una questione di protezione civile abbiamo dovuto per forza di cose intervenire in maniera diciamo più o meno drastica, ma saranno ripiantumati altrettanti alberi e forse anche di più. Ma noi siamo dovuti intervenire, per cui una questione di protezione civile. L'area sarà riqualificata. I cittadini però non si accontentano di queste sommarie parole, vogliono vedere le carte e capire perché la ditta ha lavorato senza esporre alcun documento, quindi in modo irregolare. Nell'ottica di una manutenzione ordinaria, diciamo che il comune dovrebbe riservare una parte della propria economia proprio per pulire i tombini. Non si toglie l'albero perché fa degli aghi di pino, si pulisce la strada. E qualcuno insinua dei sospetti legati al rifacimento viario e dei parcheggi della adiacente scuola privata. Tutti uniti nel segno di un'istruzione a vocazione europea con gli studenti protagonisti del cambiamento nel vecchio continente. A Catania è stata sancita un'alleanza che mira a diventare una mega università europea, UNIS, in grado di offrire percorsi educativi personalizzati ai propri studenti, promuovendo approcci interdisciplinari e multiculturali. Un consorzio che vede protagonista l'Ateneo di Catania, che naturalmente riempie d'orgoglio il rettore Francesco Priolo. Ci sono 150.000 studenti nelle nostre università, oltre 15.000 docenti e quindi uno studente dell'Università di Catania potrà studiare non solo qui, ma anche in parte in una qualunque delle 10 università dell'Alleanza. Gli studenti quindi sono gli attori del cambiamento? Assolutamente sì, l'Università Europea è
per gli studenti e degli studenti e permetterà di avere uno spazio, dei corsi, delle ricerche ancora più all'avanguardia, ancora più interessanti. Si punta all'allineamento dei processi accademici ed amministrativi tra le università partner, da 7 sono passate a 10, con l'innesto di Peloponneso, Viseo e Karlstad, sull'ampliamento dell'offerta accademica condivisa e sul sostegno dell'apprendimento delle lingue straniere. Inoltre si svilupperanno e promuoveranno l'eccellenza pedagogica e l'innovazione nelle università dell'Alleanza, con l'intento di contribuire allo sviluppo sociale, economico, ambientale e culturale dei territori coinvolti. Un altro concerto sold out per il ritorno dei Pooh in Sicilia. Dopo le 2 prestigiose serate live sul palco del Teatro Antico di Taormina, ieri sera la band si è esibita su un altro grande palcoscenico, il Teatro della Valle dei Templi, per l'ultimo appuntamento dell'estate 2023 del Festival del Mito. 2 ore di concerto in un incredibile spettacolo per rendere omaggio alla grande storia dei Pooh. Ci voglio stare che non c'è futuro, che la nostra vita è già segnata, vivo solo quando stiamo insieme, che fatica volerti bene. Sul palco Roby Facchinetti, Red Canzian, Dodi Battaglia e Riccardo Fogli per ripercorrere oltre 50 anni di musica attraverso successi che hanno fatto la storia, tra cui Amici per sempre, storico brano del 1996, ripubblicato in una nuova versione per celebrare questo ritorno insieme. Amici ci riaprono gli occhi, si capiscono meglio di noi. Grande l'entusiasmo degli spettatori che hanno cantato a squarciagola tutte le canzoni di una delle band più importanti della storia musicale italiana, che ha emozionato intere generazioni. I Pooh, capaci di vendere oltre 100 milioni di dischi in tutto il mondo, record assoluto per una band nazionale, hanno incantato la Valle dei Templi. Che ballano occhi di cenere, è visibile, l'attimo giusto per Obiettivo: proseguire il cammino, e se la partita con il Picerno era comunque delicata perché il Catania doveva cominciare a vincere, quella di Monopoli assume un significato simile. Prima trasferta su un campo tradizionalmente ostico, ma su cui il Catania vuole confermare progressi e soprattutto i 3 punti. C'è pure l'amuleto, quel Tommaso Silvestri che giocherà ancora al centro della difesa e che quasi 3 anni fa punì i pugliesi a domicilio nell'ultimo successo etneo in casa del Monopoli. In totale sono stati 2, con 6 vittorie dei padroni di casa e 5 pareggi negli altri precedenti. Nella formazione di partenza out Rizzo ci sarà Ladinetti al centro della mediana, mentre Rocca e Zammarini dovrebbero partire ancora dal primo. In difesa Quaini scalpita per un posto, ballottaggio con Curado. In attacco Bocic se la gioca con Marsura, mentre Di Carmine e Chiricò saranno ancora là davanti per rinnovare l'intesa vista con il Picerno e che ha portato anche ai 2 gol. Sul mercato si stanno facendo delle valutazioni anche sul budget. I nomi, Liotti e Zanellato su tutti, va capito cosa in realtà serve in organico per sostituire Palermo, più un centrale nel caso di Zanellato o un poliedrico che può giocare a sinistra sia a centrocampo che in difesa come Liotti. A Monopoli non ci saranno tifosi del Catania, trasferta vietata perché il settore ospiti dello stadio Veneziani è inagibile. Per ultime le notazioni sui padroni di casa: 2 partite giocate finora, il Monopoli deve recuperare mercoledì 27 la prima gara di campionato con la Casertana. Un solo punto conquistato, pareggio in casa 2-2 col Monterosi Tuscia e sconfitta per 2-1 nell'ultimo turno a Potenza.